api come tema della nuova puntata di Agricoltura Veneta, benvenuti. Le api e la gelata, le api e la biodiversità, le api e il nostro territorio, ma le api anche come opportunità economica. Siamo a casa del presidente degli apicoltori veneti, Stefano Del Colle. Presidente, buongiorno. È proprio vero che gli apicoltori sono tutti vecchi? Abbiamo circa 5.000 apicoltori in Veneto con quasi 70.000 alveari. C'è un bisogno di un ricambio generazionale. Ci stiamo adoperando come organizzazione, come associazione, ad avvicinare giovani apicoltori, considerando poi che è un settore dell'agricoltura dove non serve avere il papà che ha ettari e trattori. Basta poco per iniziare un'attività che potrebbe essere interessante. Per molti di noi è un'attività che riempie il tempo libero, per molti è un'integrazione al reddito e per un 5 o 6% dell'apicoltura è una fonte vera e propria di reddito, attività principale. Andiamo alle gelate delle scorse settimane. Questo ha colpito di più l'agricoltura in generale, un po' meno l'apicoltura. Voi siete preoccupati per ben altre cose, che sono ad esempio i trattamenti? Noi abbiamo in atto dei progetti di collaborazione fra apicoltura e agricoltura, apicoltura e viticoltura. Molto spesso gli avvelenamenti o cause di intossicazione degli alveari avvengono proprio per incapacità di alcuni, pochi sprovveduti agricoltori. E magari anche con i giardinieri, visto che a quanto pare ad esempio i trattamenti contro le zanzare stanno diventando una nuova frontiera di preoccupazione per voi. I trattamenti nelle siepi, nei cigli stradali sono concessioni date dai comuni in a ditte poco attente all'ambiente, sì. Devono fare in fretta, spendere il meno possibile. Giovani apicoltori e piccole produzioni locali. Sono un'opportunità di garanzia del prodotto, tranquillità da parte dell'apicoltore. È un'iniziativa che noi vedremo alla fine di questa puntata, un'iniziativa che vede coinvolto il senatore Vallardi addirittura con un progetto di legge nazionale. Sta dando una mano all'apicoltura e ha tante iniziative e fra poco ne vedrete anche qualcuna legata al 20 di maggio, giornata mondiale dell'ape. Grazie, parte degli argomenti di questa puntata li abbiamo già raccontati adesso con il Presidente, però vediamo insieme i titoli. Dal miele ai prodotti di bellezza, dalla propoli all'impollinazione delle vigne del Prosecco, il presente e il futuro dell'apicoltura veneta con giovani imprenditori che tra le arnie offrono piccole produzioni locali, centri benessere, ma anche attenzione all'ambiente. Una legge veneta sugli impianti fotovoltaici che chiaramente indica le aree idonee come soluzione alternativa ai campi agricoli. A chiederla le mamme di Zero Consumo Suolo con una petizione che punta alla raccolta di almeno 20.000 firme. L'arte di innestare la vite tra le case di Rauscedo. La storia di questa comunità dove la produzione, diffusa in tutto il mondo, lo è anche tra le famiglie del paese e dove a giudicare la qualità delle barbatelle sono i vicini di casa. Un fiore insolito per la festa della mamma. Con Adriano Favaretto riscopriamo i colori dell'iris e la possibilità di trasformare in una aiuola perenne un gesto d'amore. Contagio, crisi economica, ma anche solidarietà e buona stagione nei pronostici di maggio con il sorriso di Morgana, la stroega del Sile e tra le bolle di Risorgiva l'anticipazione per l'orto che per tutti sarà di grande soddisfazione. E allora, per capire meglio qual è la situazione delle api, degli apicoltori, insomma in genere di che cosa è successo con queste gelate, siamo venuti qui ad Arcade da due giovani apicoltori, ovvero Davide e Salvatore Feletti. Buongiorno. Cominciamo con Davide. Hanno compromesso innanzitutto le fioriture primaverili, quindi il millefiori primaverile, e siamo in attesa di valutare i danni per quanto riguarda la caccia, una delle varietà più pregiate, più di interesse anche economico per le nostre attività, per il nostro territorio, ma ad oggi sicuramente parzialmente compromesso. Gli anni scorsi sono stati difficili per le api, avete dovuto alimentare anche quest'anno? Siamo dovuti intervenire con un'alimentazione di soccorso, come oramai succede da qualche anno, legato essenzialmente a una carenza, diciamo, di fioriture e quindi di importazione nell'estate scorsa, nell'autunno scorso. Oramai questo è un problema che si ripercuote già da anni.
oltre al cambiamento climatico abbiamo un cambiamento, diciamo così, proprio di ambiente. Sì, sicuramente in questi ultimi anni abbiamo visto delle differenze. Al di là della presenza di molti vitigni, una problematica potrebbe essere stata soprattutto legata alla mancanza di altre culture che un tempo venivano impiegate, ad esempio i foraggi, che con la riduzione delle stalle purtroppo vengono a mancare, o comunque anche altre culture minori come ad esempio la colza. Vi viene in soccorso però chi ad esempio fa il biologico. Però non solo il biologico, attraverso il sovescio piantare nuove culture erbacee tra i filari, in modo tale che poi al momento della fioritura le api hanno a disposizione sia pollini diversi che anche nettari diversi, e ciò permette di avere un millefiori ottimo. Abbiamo più attenzione per il nostro territorio? Per fortuna sì, con le varie certificazioni che si hanno oggi le varie aziende riescono a coltivare con un sistema più attento, sia per i prodotti che utilizzano che poi la gestione che hanno dei propri terreni, insomma. Grazie, adesso le notizie. Sindaci onorevoli e consiglieri regionali aderiscono alla petizione di Coldiretti e Veneto promossa dal Comitato Civico Mamme Zero Consumo Suolo nelle piazze e nei mercati di Campania Amica. La raccolta punta a 20.000 firme grazie all'impegno di produttori presenti sul territorio. Molte le iniziative per sensibilizzare le famiglie sulla programmazione di impianti fotovoltaici installati su suolo agricolo. L'obiettivo è l'approvazione di un PDL già depositato in Consiglio del Veneto che chiaramente indica le aree idonee come soluzione alternativa ai campi agricoli, cave dismesse, zone marginali, edifici industriali abbandonati, e assegna agli agricoltori la possibilità di realizzare microimpianti per il fabbisogno aziendale. Picco massimo di vendite per il kiwi verde. L'annata è stata caratterizzata da una bassa produzione e le richieste hanno mantenuto un prezzo elevato. Da marzo a maggio sono in ulteriore aumento. La linea premium di maggiore pezzatura sta superando anche i 2 euro al chilo, mentre le pezzature medie si attestano a 1,70-1,80 euro al chilo. La crescita è stata costante dal mese di marzo e si è rafforzata ulteriormente in aprile. La produzione veneta, come quella italiana di kiwi verde, nel 2020 ha toccato il minimo storico a causa delle gelate e degli abbattimenti dovuti alla moria, con circa 230.000 tonnellate di prodotto. Tecnici di Avepa al lavoro nelle zone di Somma Campagna colpite dalle violente grandinate della scorsa settimana. Perdite anche del 100% per frutteti e vigneti, peraltro già approvati dalle gelate di inizio aprile. Nel frattempo il presidente della regione Luca Zaia ha chiesto alla Protezione Civile regionale di avviare la predisposizione di un decreto per la dichiarazione dello stato di crisi per danni. Anche il presidente del Veneto è rimasto affascinato dalle immagini della transumanza di pecore lungo il passo di San Boldo, tra le province di Treviso e Belluno, postandole sul proprio profilo Facebook. Un fiume in piena percorre la strada provinciale 635, sale tra i tornanti, dentro e fuori le gallerie, con movimento quasi ipnotico. È il vello delle pecore che lentamente si muovono spronate dall'abbaiare dei cani e che lo scorso 30 aprile hanno dato vita alle immagini spettacolari della transumanza sul passo tra Tovena e Sant'Antonio Tortal. Bellissimo davvero questo frumento in crescita. Davide, quanto importante è per voi la coltivazione degli agricoltori? Il melo, il pero o altre coltivazioni del territorio sono importantissime per le api perché hanno un'importazione di pollini e di nettare per loro fondamentale. Quindi le gelate hanno penalizzato non poco la produzione del millefiori? In mancanza di fiore l'ape ovviamente non può importare né polline né nettare e quindi c'è stato un vero e proprio blocco, diciamo, dello sviluppo degli alveari. Avete visto delle grandi differenze nella produzione? Fino agli anni 2000 le produzioni medie, diciamo, per alveare erano dai 20 ai 40 kg. Ad oggi le produzioni medie sono passate a 10-20 kg, quindi una riduzione del 50% di produzione è veramente importante e questo è strettamente legato all'andamento climatico. E siete presi su più fronti? Questo sicuramente.
Per fortuna, anche grazie alle associazioni di categoria, si riesce ad avere un dialogo con frutticoltori o comunque chi deve utilizzare determinati prodotti. Con i cittadini non sempre il rapporto è idilliaco, in quanto loro non si rendono conto, impiegando determinati insetticidi per eliminare magari formiche o qualche altro insetto che può strisciare sulle loro piante, portano delle problematiche poi alle api che si trovano avvelenate. Un'ulteriore problematica può essere legata al trattamento antizanzare fatto dai comuni, in quanto ci sono comuni che impiegano pastiglie da inserire negli acquitrini o nei pozzetti di scarico delle acque. Altri comuni invece impiegano sostanze che poi vengono gassificate o vengono spraizzate sulle siepi, e questo sarebbe importante lo facessero nel momento in cui non ci sono fioriture presenti. Purtroppo lo sviluppo delle zanzare è concomitante allo sviluppo della fioritura del tiglio, e questo tante volte può dare delle problematiche. Grazie, adesso noi ci fermiamo, un servizio da Rauscedo per le barbattelle, un po' di pubblicità e poi riprenderemo in mezzo ai filari di vite. Si faceva tutto a mano, non così, prima si spezzonava, diciamo, se noi volessimo adesso fare lo spezzone verrebbe così, no? Tagliato lì, ve lo faccio qua, metti che questo viene lì, poi si intesta e si faceva sto lavoro qua. E adesso io vado a occhio, ma c'è una misura ovviamente. È nella manualità del presidente che si capisce come le barbatelle di Rauscedo siano non solo un prodotto, ma l'espressione di una comunità. Il suono a scatto delle forbici, la presa sicura al punto giusto raccolgono oltre un secolo di esperienze su questa parte della piana friulana, che dai poveri magredi ha saputo sviluppare le migliori tecniche di innesto e di allevamento delle barbatelle, un'arte che qui è diffusa casa per casa. Qui c'è la cosiddetta forzatura, dove diciamo procuriamo un calore che non è quello abituale per forzare le piante ad attaccare il selvatico con il nesto, cioè con la vite europea. E inizia appena qui c'è l'innesto, no? Qui farà una saldatura che comincia appena a vedersi. Allora prima comincia a cacciare perché deve sentire la temperatura. E nella produzione c'è anche la costante evoluzione nell'allevamento. Ogni anno ne impariamo una, mi credo, perché noi lavoriamo molto anche con il tempo, con la stagione, tutto quanto, e non possiamo mai dire quello che ho fatto l'anno scorso lo faccio anche quest'anno. Io devo guardare il tempo, devo guardare la temperatura, devo guardare un po' tutto per capire cosa farò quest'anno. Produzione diffusa dove ogni nuova esperienza viene condivisa. Questo è il punto primario, perché se noi pensiamo fino a 30, anche 40 anni fa, tutte le conoscenze si sono fatte in modo empirico, uno vedeva dove sbagliava l'altro e uno dove migliorava l'altro, e questo ci sono passate le esperienze, e quindi abbiamo migliorato molto, pensando a 200 aziende che tutte provano in proprio qualcosa sempre di meglio, e mettendo insieme tutte queste esperienze veramente si trova poi la forza e il progresso, insomma, della viticoltura. Tutto questo per arrivare, innesto dopo innesto, al momento che qui chiamano del miracolo. Perché in questo momento vediamo due cose che si uniscono, il porto innesto con la gemma, e qui si forma questo un calo di cicatrizzazione, che è questo bianco che vediamo, e questo è proprio appena formato, e qui dovrebbe diventare una vera barbatella. Anche nel giudizio sul prodotto qui a Rauscedo si segue una procedura particolare. A controllare il vivaista sono i suoi stessi soci. La prova è di vedere se effettivamente il cambio è attaccato, cosa che generalmente dopo questo stadio bisognerebbe aspettare ancora 4-5 giorni. Adesso la rompiamo per la scienza, come si dice, no? Ecco, se noi vediamo, questa qui aveva lavorato anche la marza, anche qui ci sono dei punti bianchi che sono, no, perfetta non ancora, ma diciamo era abbastanza attaccata, più di quanto pensassi. Seconda parte di Agricoltura Veneta, vi stiamo raccontando il mondo delle api e non solo. Davide, perché ci siamo spostati proprio in mezzo alle viti e dietro di noi, a pura distanza per non disturbarle, abbiamo delle api?
L'apicoltura e le api in campo sono un elemento fondamentale per l'impollinazione, una pratica che è sempre più diffusa e il viticoltore stesso si rende conto dell'importanza dell'insetto in campo. Le api, oltre all'aspetto dell'impollinazione, hanno un altro ruolo molto molto importante. Fase di maturazione dell'uva, l'ape ha la funzione di asciugare l'acino in marcescente che va incontro appunto a frattura. L'ape asciuga l'acino, quindi riducendo anche le problematiche di botryte, oltre al fatto di riuscire a spostare lieviti importanti, fondamentali, utilizzati poi nella fermentazione dei vini in cantina. Altro progetto importante è quello legato alla flavescenza dorata, però impone anche di trattamenti fitosanitari che invece poi diventano letali per le api. Siamo riusciti a coordinare un monitoraggio in campo dell'insetto specifico che veicola poi il problema e un intervento, diciamo, di abbattimento mirato. Questo ha fatto sì che abbiamo ridotto drasticamente l'utilizzo di fitofarmaci in campo e contemporaneamente abbiamo messo in sicurezza gli apicoltori che sono stati avvisati del trattamento, spostando le api, anche se in realtà abbiamo fatto una prova mantenendo delle api in campo e abbiamo osservato che la presenza delle api in campo non aveva nessun problema se il trattamento era stato fatto in maniera corretta e con l'attenzione allo sfalcio dell'erba del sottofila. Api in mezzo alle viti, ma api anche ad esempio sotto delle serre. Vediamo delle immagini che abbiamo registrato qualche settimana fa in quel di Verona. La presenza dell'ape all'interno di questi impianti è fondamentale. Basti pensare che l'80% della frutta e della verdura che noi mangiamo quotidianamente esiste grazie all'impollinazione dell'ape. Grazie, adesso tocca a Renzo Gatto. Linum usitatissimum è una pianta tipica anche delle nostre zone che viene molto coltivata però nel Marocco, nell'India e produce dei semi molto ricchi in acidi grassi omega 3. Bisogna fare un po' di attenzione però e capirci cosa vogliono dire acidi grassi omega 3 da fonti vegetali. Perché? Perché la famiglia degli omega 3 è molto vasta e noi abbiamo bisogno di 3 fondamentali omega 3 ed è l'acido linolenico presente nell'olio di semi di lino, ma presente anche nella noce, presente anche nelle mandorle e in alcuni altri vegetali, mentre gli altri 2 che vengono chiamati EPA e DHA non sono presenti nel regno vegetale. Perché le piante non le sintetizzano, mentre noi come genere umano ne abbiamo molto bisogno, perché sono base delle nostre cellule, dei nostri neuroni, sono molto presenti nella retina dell'occhio per esempio, e la carenza porta a dei gravi inconvenienti. Per esempio la neomamma ha bisogno di omega 3 per la gestazione perché la formazione neuronale del nascituro ha bisogno di DHA in particolare. L'acido linolenico presente nell'olio di semi di lino può essere convertito in EPA-DHA, ma in maniera estremamente piccola. Noi riusciamo però a convertirlo solo se l'organismo è sano, ma già dai 40 anni in poi noi ne convertiamo, cioè da acido linolenico a EPA-DHA, molto poco. Per cui dobbiamo alimentarci con degli alimenti che contengono questi EPA-DHA. Quali sono? Sono i pesci in particolare. Come mai sono presenti in questi pesci? Beh, perché loro si cibano di alghe. Volendo potremmo anche utilizzare solo le alghe, però diciamo che non fa parte della nostra cultura occidentale mangiare qui 50-80 grammi di alghe ogni giorno. Salvatore, siamo all'interno del vostro laboratorio, che non è solamente un laboratorio per apicoltori, ma è un vero e proprio laboratorio PPL, che attraverso la PPL voi avete cercato anche degli altri, diciamo così, delle altre offerte. Certo, oltre alla produzione di miele vera e propria, ci siamo diversificati con polline papareale e da un anno a questa parte abbiamo la nocciolata, che è un prodotto a base di pasta di nocciola, miele e cacao. Che passaggio c'è stato? Nel senso, è stato influente per voi questo passaggio delle PPL? È stato un passaggio fondamentale in quanto da un'attività hobbistica nata con un paio di arnie è diventata oggi un'attività semiprofessionale. Sicuramente è un'integrazione del reddito e anno dopo anno lo si riesce a fare sempre meglio. Come arrivano qui da voi? Fortunatamente ad oggi riusciamo a vivere di passaparola. Mio fratello Davide che gli sa spiegare sotto ogni punto di vista ogni caratteristica del miele e ogni situazione legata poi all'apicoltura.
e quindi loro sono contenti di trovare un prodotto genuino e una persona che gli sa spiegare tutto. E qui invece noi siamo al domani dell'apicoltura, vero Davide? Sì, questa è una macchina che va ad automatizzare una parte del processo di produzione della pappa reale. In cosa consiste brevemente? Semplicemente va a analizzare, a scannerizzare un favo e individuare la presenza delle uova e una pinza pneumatica va a prelevare queste uova e le sposta su una struttura adibita appunto alla produzione della pappa reale, che verrà poi inserita nell'alveare e le api andranno a riempire queste celle con pappa reale. È un processo che ad oggi si fa totalmente in maniera manuale. Il limite è che richiede una buona vista, un'ottima vista, perché andiamo a spostare materiale biologico della dimensione di 1 millimetro. La macchina lo può fare in automatico, in maniera molto molto veloce, più veloce dell'operatività dell'uomo e con un'efficienza maggiore. Adesso Adriano Favaretto. Seconda domenica di maggio, festa della mamma. Quindi anticipiamo già gli auguri alle nostre mamme, in cielo o in terra, insomma, auguri alle mamme. Cosa regaliamo? Una zalea? Sì, la zalea è dedicata. Una rosa? Direi sono sempre le solite cose, insomma no. Io voglio andare fuori dai soliti dettami, regole. Quindi proporrei, perché non regalate una pianta di iris? In questi giorni sono in fiore. Eccone qui, abbiamo degli esempi. Ce ne sono di bianchi, rosa, striati, gialli, blu, fioriture perenni, non annuali. Una volta piantate e ricresce sempre. Il prossimo anno, chiaramente, se avete regalato bianco o rosa, regalate un altro colore e così la mamma farà anche una bella collezione. Una volta finita la fioritura, mi raccomando, non buttateli via perché così si buttano via. Piuttosto cambiateli vaso, un po' più grande, le tenete ancora in terrazzo, oppure li piantate in giardino, nella aiuola, e saranno pronti per il prossimo anno. Mi raccomando, auguroni. E ci siamo spostati a Visnadello, frazione di Spresiano, per parlarvi di api, ma non tanto per miele e arnie, quanto per fattoria didattica e benessere. Siamo con Serena Bonotto, buongiorno. Cosa c'entra le api con le fattorie didattiche e soprattutto i bambini? Non è che poi hanno paura di essere punti? Di solito i bambini non hanno paura, sono i genitori che ce l'hanno di più di loro. Voi avete proprio riposizionato questo terreno che era a mais, creando proprio dei percorsi. Sì, dei percorsi sia sensoriali, dei percorsi per visitare l'apiario e per toccare con mano le api, quindi riconoscere la regina, i fuchi, e educare i bambini al rispetto delle api ed avvicinarsi e non avere paura. C'è frequenza, c'è presenza? Sì, c'è molta presenza, anzi la curiosità è altissima e noi facciamo anche centri estivi, quindi abbiamo tutta l'estate piena di bambini e questo è proprio un modo per fargli toccare con mano il nostro ambiente, quindi non solo api ma anche poi tutte le piante che sono di interesse apistico e quindi far capire l'importanza di curare i fiori, di non calpestarli, e devo dire che i bambini imparano prestissimo, è più una missione per educare le future generazioni, ecco. Jenny, api e benessere, come può esserci il benessere con le api? Le api ci offrono un sacco di doni, quali il miele, che in questo caso non solo mangiamo ma andiamo a mettere nella pelle perché ha delle proprietà incredibili, emollienti, lenitive, lascia una pelle meravigliosa, e così come la cera d'api. Noi andiamo a preparare un unguento con la cera d'api che ovviamente va anche a riparare tante problematiche nella pelle. Ecco che attraverso il massaggio o la preparazione di unguenti che possiamo fare insieme alle persone che vengono in visita da noi, andiamo a spiegare come le api entrano anche nella nostra quotidianità, non solo nel cibo ma anche nel corpo e nel sentirsi bene. Grazie, è il momento delle previsioni del tempo. Ormai dal punto di vista meteorologico sono oltre 2 mesi che è entrata la primavera. Però nei fatti non si è affermata ancora. In questo periodo dovrebbe avere delle sembianze quasi di clima estivo, quindi con temperature nettamente più alte e tempo molto più stabile. E questa situazione, ripeto, anomala anche dal punto di vista delle temperature, e soprattutto delle temperature, è dovuta alla mancanza
dell'affermazione dell'anticiclone delle Azzorre, che è il vero artefice del tempo stabile, del bel tempo. L'anticiclone atlantico, l'anticiclone delle Azzorre, infatti da lungo tempo si mantiene troppo a nord sull'Atlantico e spesso latita, quindi mancando l'anticiclone hanno la meglio le configurazioni depressionarie, i cicloni che indirizzano e continuano a indirizzare su di noi aria fresca e instabile, qualche volta addirittura fredda. La situazione fortunatamente questo fine settimana fino a lunedì tende al tempo stabile, è una pausa solo però, una piccola pausa, quindi con cielo in prevalenza sereno, una velatura durante le prime ore del giorno e qualche attività cumuliforme durante il pomeriggio senza nessun effetto. Da martedì, anzi da mercoledì gradualmente si riaffermeranno queste correnti stabili, quindi aumenterà la nuvolosità in modo evidente e le precipitazioni si faranno più frequenti, più diffuse e avranno anche carattere temporalesco. Questo tipo di tempo, ripeto, tra il variabile e il perturbato ci accompagnerà fino quasi alla fine della prossima settimana. Intanto i venti sono deboli di direzione variabile con qualche rinforzo tendente ancora a provenire dai quadranti settentrionali. Temperature, dicevamo, si mantengono al di sotto, leggermente al di sotto della media, anzi abbastanza al di sotto della media. I valori minimi intanto questo fine settimana dagli 8 agli 11 gradi. I valori massimi abbiamo una variazione in 2 giorni, 18, 19, 20 gradi per sabato e poi 22, 23 gradi per domenica. Poi a seguire avremo valori massimi che supereranno di poco i 20 gradi. È tutto. E per le conclusioni ci siamo trasferiti a Conegliano e siamo con il senatore Giampaolo Vallardi. Senatore, perché si è portato davanti alla sede della Savno che gestisce i rifiuti? Cosa c'entra con le api? Savno è ambiente, soprattutto rispetto e salvaguardia dell'ambiente. E il prossimo 20 maggio è la giornata mondiale dell'ape, abbiamo fatto questa iniziativa, oltre 100 arnie distribuite tra i sindaci, tra i nostri sindaci e i nostri ragazzi delle scuole per riuscire a portare le arnie nelle scuole, far insegnare ai nostri ragazzi che il nostro futuro dipende dalle api. Cosa state facendo in Parlamento, in particolare al Senato, a tutela delle api? Ci sono 2 fronti sui quali stiamo lavorando. Uno, quello fiscale, e c'è stato all'interno del piano nazionale di rilancio e ripresa dell'economia una riduzione dell'IVA dal 20 al 4% per tutti quanti i prodotti che riguardano l'allevamento dell'ape, la vendita del miele, e l'altro è dal punto di vista legislativo, in quanto siamo riusciti con un disegno di legge a far sì che l'educazione della vita, della cultura, dell'allevamento delle api sia messo all'interno della didattica delle scuole paritarie. L'importante è riscoprire questa sensibilità. Io mi ricordo che l'allora ministro dell'agricoltura Luca Zaia riuscì a vietare i nicotinoidi in agricoltura, e questo ha fatto sì, è stata un'operazione molto, molto sentita e di grande valore. Da lì c'è stata una riscoperta, è aumentata la sensibilità. Oggi ci accorgiamo che con i cambiamenti climatici purtroppo le api sono evidentemente in difficoltà, quindi bisogna aiutarle. Le aiutiamo per un motivo molto semplice: aiutando loro aiutiamo noi stessi e investiamo sul futuro dei nostri figli. Grazie al senatore Vallardi, si chiude qui questa puntata di Agricoltura Veneta. L'ultima parola la lasciamo alla nostra astrologa che vede il futuro attraverso i fontanazzi del Sile. Noi come sempre ci vediamo la prossima settimana. Ecco qua Morgana del Sil che guarda i fontanazzi anche per maggio e vi conta se si impinirà anche il vostro fienil o se bisognerà darsi ancora coraggio. Come siamo con sta peste che aggira ancora, se non stiamo attenti a non far grumo sue feste, a me mandarà tutti in ora. E brombo e me dise de tanti rabalti, tanti quadri senza cornise, tanti disperai che magna assalti e politici che promette senza saper quel che dice. Da una parte che sarà solo che signori e da che altra sempre più povera gente. E in mezzo i piccoli paroni che se vende gli ultimi ori, perché a sua attività non vale più niente. Ma il Sil me dice scaltro che una soluzione a che se darsi una mano un che altro e finire di pensare solo per sé. I bei giornali e sto mondo che avevamo intorno mi aiuterà a far tornare il turismo.
E se siamo bravi, arriverà anche il giorno che scanceremo sto pessimismo. Una preghiera a Madonna perché il mese di maggio che si dedica, un fioretto sui capitei come faceva mia nonna, anche se poi un altro è mamme che andai a portare. Infine i campi, dopo e brose fuori stagione, su frumento e frutti che saratoni e lampi. Ma se brusemo l'olivo santo, non che sarà il tempestone, e il sol scalderà terra e uomini, e giornate ancora si slungherà. De verdure e frutti finalmente saremo pieni, e tante soddisfazioni dall'orto ognuno avrà. Son Morgana dei Fontanassi, Vardo e Brombo e del fiume Silente, e in sto tempo de alti e bassi, anche a sto maggio con tal futuro è assente. Vespeto col sol de giugno qua in pastoria, per un altro pronostico in allegria.